Buonasera e benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i nostri titoli. Mazzette in denaro, ma anche olio, gamberoni e vino in cambio di certificati falsi per ottenere l'invalidità. Inchiesta per un presunto giro di corruzione all'ASP di Palermo. Arresti domiciliari per un ortopedico dell'azienda sanitaria e 2 imprenditori. Nuove intimidazioni a Palermo, dove la mafia continua a mandare segnali a chi non paga il pizzo. In fiamme una tabaccheria in via Messina Marine. È il terzo episodio criminoso avvenuto in pochi giorni. A Messina, quindicenne violentata durante una festa di compleanno in un locale. A denunciare lo stupro avvenuto la scorsa estate è la madre della vittima. Indagato un ragazzo di 18 anni. Guerra in Medio Oriente, c'è un piano per far tornare gli italiani rimasti bloccati negli Emirati Arabi Uniti, ma la Farnesina ha difficoltà a rintracciarli e chiede collaborazione. Intanto il prezzo del carburante continua a salire, ira dei consumatori e controlli della Guardia di Finanza contro la speculazione. A Catania, a Palazzo degli Elefanti, il premio Valore Donna, promosso dal Comune. Storie di impegno, coraggio e determinazione femminile alla vigilia dell'8 marzo. Ad Agrigento, giovani artisti messicani regalano musica e sorrisi ai piccoli pazienti dell'ospedale San Giovanni di Dio. La manifestazione Mandorlo in Fiore si apre nel segno della solidarietà. Calcio in Serie B, Palermo domani in campo contro la Carrarese. Inzaghi cerca la chiave di volta per centrare la promozione diretta. In Serie C il Catania riflette sulla discontinuità tra rendimento interno ed esterno. Intanto lunedì al Massimino arriva la Casertana. Bentrovati, in apertura questo caso di mazzette all'ASP di Palermo. 6 le misure cautelari, in 3 finiscono ai domiciliari. Un medico, oltre ai soldi, avrebbe chiesto anche del pesce fresco, olio e vino. Orazio Longo. Il sistema sarebbe stato collaudato e ramificato, imperniato sulla figura di un faccendiere e finalizzato ad alterare le decisioni sul riconoscimento di benefici assistenziali tramite la produzione di certificazioni false da parte di specialisti incardinati in strutture sanitarie pubbliche. La squadra mobile di Palermo ha eseguito 3 misure cautelari ai domiciliari nell'ambito dell'inchiesta su un presunto giro di mazzette all'ASP per favorire alcune aziende specializzate nella vendita di presidi ortopedici e a rilasciare certificati medici falsi necessari per ottenere pensioni di invalidità. Il GP Ivana Vassallo ha così in parte accolto la richiesta dei sostituti De Leo e Zoppi. Destinatari delle misure Giuseppe Nicoletti, a cui erano stati trovati 1.200.000 euro in contanti, confezionati in mazzette ed occultati in scatole, come si vede da queste immagini, anche presso un ulteriore domicilio, l'ortopedico Leonardo Graziano e l'imprenditore Massimiliano Contino. Per altri 3 è disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Secondo le accuse mosse nell'inchiesta, il medico avrebbe preteso denaro ma anche pesce fresco, olio e vino per agevolare le ditte. Il provvedimento prende le mosse dalle indagini svolte dalla sezione anticorruzione tra il 2024 e il 2025, condotte con l'ausilio di intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche. Nel disporre le misure cautelari, l'autorità giudiziaria ha specificato di avere valorizzato il comportamento collaborativo del facilitatore, che ha anche specificato l'ammontare dei compensi illeciti versati e la percentuale che riceveva dai clienti, tra i 1.500 e i 7.000 euro per pratica. E restiamo a Palermo perché c'è una nuova intimidazione della mafia a chi non paga il pizzo. In fiamme una tabaccheria in via Messina Marine, il terzo caso in una settimana. Marco Gulla. Ancora intimidazioni, ancora episodi inquietanti a Palermo, il terzo in una settimana. Una tabaccheria in via Messina Marine è andata in fiamme la scorsa notte. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e iniziato le verifiche per accertarne le cause. Il dolo, ovviamente, è la pista principale che seguono gli investigatori. La tabaccheria, che vediamo in queste immagini, non è distante dall'ospedale Bucchieri La Ferla e si trova anche a 100 metri dal parcheggio dove sono stati dati alle fiamme alcuni mezzi. Parcheggio che è di proprietà di un commerciante che aveva denunciato il pizzo. Tra i 3 episodi che riconducono verosimilmente a intimidazioni legate alla richiesta di pizzo, anche l'incendio di un escavatore di un'impresa che sta realizzando lavori all'impianto fognante. 3 episodi in 5 giorni, 3 indizi, una prova. La mafia manda segnali forti e plateali, chi non paga rischia.
A Palermo, per decisione del Tribunale per i minorenni, 3 bambini sono stati allontanati dal padre, arrestato per spaccio di droghe e trasferiti in una casa famiglia assieme alla madre. Noi abbiamo sentito un avvocato, Gabriella Lamicela, esperta di diritto di famiglia e tutela dei minori, nel servizio di Veronica Barbarini. Agire tempestivamente e tutelare il futuro di ragazzi cresciuti in contesti disagiati. Sono queste le priorità del disegno di legge Liberi di scegliere, che mira a istituire una rete nazionale per proteggere madri e minori che vogliono dissociarsi da contesti di criminalità organizzata e spaccio. Uno strumento potente per contrastare la cultura dell'illegalità e non lasciare sole le famiglie coraggiose e investire sul futuro delle nuove generazioni. Il decreto ha il vantaggio di offrire ai ragazzi la visione di un mondo che è diverso da quello nel quale sono cresciuti fino a quel momento. È un decreto che va attenzionato e va soprattutto supportato, perché ha delle finalità altamente educative, non solo per i minori ma anche per la comunità nella quale questi minori si troveranno a vivere quando saranno adulti. Un futuro roseo quindi può esserci per tutti. A Messina è stata sentita dal Tribunale per i minorenni una quindicenne. La madre ha sporto denuncia per una violenza sessuale subita dalla giovane in un locale dove partecipava ad una festa di 18 anni. Francesco Triolo. C'è il caso di una presunta violenza sessuale dopo una festa di compleanno. Al centro di un'inchiesta aperta dalla Procura di Messina è arrivata sul tavolo del Tribunale dei minori. I fatti risalgono ad agosto scorso. In un locale della zona nord della città si festeggiava un 18° compleanno quando, secondo la denuncia, una ragazza di 15 anni sarebbe stata abusata da un 18enne che però respinge le accuse e nega ogni violenza. La vicenda è emersa il giorno dopo. La madre della ragazza, insospettita dal comportamento della figlia e da alcune telefonate, si è rivolta ai carabinieri della zona nord e ha presentato una denuncia, ricostruendo quanto sarebbe accaduto durante la festa. Da lì sono partite le indagini con accertamenti investigativi e diverse testimonianze per chiarire cosa sia successo quella sera nel locale. Ieri l'incidente probatorio con la quindicenne ascoltata in un ambiente protetto con l'assistenza di una psicologa. All'audizione erano presenti anche i legali del giovane indagato e della ragazza. Le indagini ora proseguiranno per chiarire ogni aspetto della vicenda. Un operaio di Gela, Marco Catania, di 25 anni, è morto in Germania in un incidente sul lavoro. L'incidente è avvenuto mentre era impegnato in un cantiere. Avviate le indagini per risalire alla dinamica dell'accaduto. Altri 3 operai sono rimasti feriti, ma non in modo grave. E adesso la guerra in Medio Oriente. C'è un piano per far tornare gli italiani rimasti bloccati negli Emirati Arabi Uniti, ma la Farnesina ha difficoltà a rintracciare tutti quanti e chiede collaborazione, invitando gli italiani a registrarsi su appositi portali. Sentiamo Manlio Viola. Trasferimenti con pullman o altri mezzi via terra dagli Emirati Arabi Uniti e dai paesi limitrofi, in caso di richieste anche la Giordania, e poi voli di rientro dall'Oman verso Roma e Milano. In particolare 2 alla settimana, uno su Roma, uno su Milano. È il piano della Farnesina per far tornare gli italiani rimasti bloccati nei paesi coinvolti nello scenario di guerra. Il primo di questi voli è già atterrato in Italia, ma il velivolo era semivuoto. La difficoltà maggiore che si sta incontrando è quella di rintracciare tutti. Fino ad ora è potuto tornare soltanto chi si era registrato sul portale Viaggiare Sicuri, dove siamo nel mondo, prima di partire. Una procedura che in pochi fanno, ma che in questi casi permette di rintracciare facilmente i cittadini italiani. La prossima settimana i voli riguarderanno soprattutto coloro i quali erano partiti con l'assistenza di agenzie di viaggio e tour operator che si sono messi in contatto direttamente con il Ministero. Il messaggio per tutti coloro che restano ancora bloccati e non hanno notizie di voli di rientro per loro è quello di registrarsi proprio sul portale del Ministero per essere poi rintracciati, oppure
recarsi all'aeroporto di Dubai, dove è stato allestito un apposito desk e dove sono riportati nei tabelloni gli operativi dei voli dall'Oman. Intanto è polemica sul costo di questi voli. Contrariamente a ciò che si pensi, questi voli di rientro speciali organizzati dalla Farnesina non sono gratuiti. C'è da pagare un biglietto fra 600 e 800 euro a persona, un prezzo comunque calmierato, visto che i voli commerciali attualmente costano fra i 2.500 e i 3.000 euro a persona. Infine è partita una collaborazione con gli operatori telefonici degli Emirati Arabi per rintracciare i telefonini italiani attualmente attivi in quei territori, appartenenti a persone ancora non inserite negli elenchi del Ministero. E le polemiche non riguardano soltanto il prezzo dei biglietti aerei per ritornare in Italia, ma diciamo che sono legati in questi giorni soprattutto al prezzo del carburante, che continua a salire. In alcuni distributori la benzina, pensate che ha superato anche di molto i 2 euro al litro, come per esempio a Messina, dove al self è schizzata a 2,78 euro. Il gasolio è già sui 2 euro e questo naturalmente ha scatenato l'ira dei consumatori, ma la Guardia di Finanza ci vuole vedere chiaro contro la speculazione. Francesca Loi. È un fatto assodato che da quando è cominciata la guerra c'è stato i prezzi della benzina si sono impennati. Se qualcuno facesse qualcosa saremmo molto grati. Contro i rincari sul carburante adesso scende in campo anche la Guardia di Finanza. Più che sui distributori, come spiegano da Palazzo Chigi, i controlli sono mirati alle grandi compagnie petrolifere. L'obiettivo è capire il perché di questi aumenti, secondo il ministro Urso non giustificati, ad appena una settimana dallo scoppio della guerra in Iran. Finché non si comincerà a vedere il malcontento della popolazione, a sentire anche cosa hanno da dire e soprattutto a fare qualcosa di concreto, saremo sempre nella stessa situazione che siamo ad oggi. 2 euro quasi per ogni litro di diesel, ma nemmeno il prezzo della benzina scherza. Così fare il pieno diventa sempre più complicato. La situazione è quella che è, bisogna adattarsi, non ci sono alternative. Del resto quello che sta succedendo era prevedibile. E con questi rincari torna la richiesta del taglio delle accise. Potrebbe essere una situazione o comunque un ristoro, un venire incontro alla popolazione in questa situazione. Il Codacons parla di aumenti a livelli astronomici con picchi che non si vedevano da anni. Insomma, è allarme e speculazione. Se c'è il gasolio dentro, aumenta il giorno dopo, per me è una speculazione. Intanto il prezzo medio in Sicilia oggi è questo. I rincari continuano e il carburante potrebbe essere soltanto il primo di una lunga catena di aumenti. A Niscemi proseguono le indagini della Procura di Gela sulla frana. Polizia e consulenti tecnici della Procura hanno acquisito nuovi documenti negli uffici comunali per ricostruire quali interventi sono stati effettuati nel corso degli anni dopo il primo smottamento del 1997. Gerry Italia. Nuovi accertamenti nell'inchiesta sulla frana che ha colpito Niscemi. Nei giorni scorsi gli investigatori del commissariato di polizia e della squadra mobile si sono recati negli uffici del comune su delega dei magistrati del pool frana della procura di Gela, con loro anche i 3 consulenti tecnici nominati dai PM che insieme a funzionari e agenti hanno visionato e acquisito diversi fascicoli ritenuti utili alle indagini. L'obiettivo degli inquirenti è ricostruire con precisione quali interventi siano stati effettuati negli anni successivi al primo grande smottamento del 97 che già allora aveva evidenziato le fragilità del territorio. L'inchiesta, coordinata dal procuratore di Gela Salvatore Vella, ipotizza i reati di disastro colposo e danneggiamento seguito da frana. Al momento il fascicolo è ancora aperto contro ignoti. Gli investigatori stanno cercando di capire perché i fondi stanziati negli anni per la messa in sicurezza dell'area non siano stati utilizzati e quali opere di prevenzione siano state realmente realizzate. Intanto sul fronte operativo la prossima settimana riprenderanno le attività nella cosiddetta zona nera. Dopo alcune settimane di stop torneranno infatti a Niscemi le squadre USAR dei vigili del fuoco, specializzate in operazioni di soccorso e scenari complessi. Il loro compito sarà proseguire le operazioni di recupero e la messa in sicurezza degli edifici delle aree più a rischio nel cuore della zona colpita dalla frana. Andiamo a Catania, demoliremo il palazzo pericolante, queste le parole del sindaco Trantino che lo ha comunicato ai residenti di via Grottamagna, è l'unica soluzione per poter riaprire la strada in sicurezza. Tonino De Mano.
L'edificio pericolante sarà abbattuto, poi si potrà riaprire al traffico via Grottamagna. Lo ha annunciato direttamente il sindaco Trantino dopo una serie di riunioni tecniche finalizzate a trovare una soluzione nel più breve tempo possibile. La comunicazione arriva a distanza di 48 ore dal primo incontro con i residenti, che ora possono tirare un sospiro di sollievo dal momento che l'amministrazione comunale ha preso atto della grave situazione di pericolo. Ci siamo riuniti dopo che già l'ingegnere Finocchiara aveva verificato che c'è un effettivo pericolo di crollo per un ammaloramento delle condizioni strutturali dell'immobile. Quindi noi abbiamo concordato entro martedì dovremmo definire l'iter per l'ingiunzione ai proprietari dell'ordine di demolizione, altrimenti interverremo a loro danno. Entro 30 giorni contiamo di poter demolire l'immobile e mettere in sicurezza l'area. I riflettori su via Grottamagna erano stati accesi anche dalla nostra emittente, che ha favorito un dialogo tra istituzioni e cittadini. Quello che apprezziamo di più è l'impegno del sindaco, che a distanza di 48 ore è venuto qui, ha portato poi ha convocato una conferenza l'indomani e oggi si è ripresentato qui con delle soluzioni concrete che finalmente potranno dare dignità ai residenti della zona. A fare da mediatore fra Augusto Magno. Un'amministrazione che sicuramente si è resa presente e che in tempi celerissimi, appena 48 ore, ha saputo dare delle risposte anche con delle scadenze. A questo punto non rimane che attendere e soprattutto sperare. E a proposito di palazzi abbandonati a Catania, alcune squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco sono impegnate nello spegnimento di un vasto incendio di rifiuti e materiali di risulta sviluppatosi all'interno di un edificio abbandonato in via Playa, nella zona sud di Catania. Sul posto, oltre a diverse autobotti, anche un'autoscala e mezzi di movimento terra arrivati da Enna. Per motivi di sicurezza, vista la vetustà dell'edificio e la densa nube di fumo che si è sprigionata, è stata chiusa al traffico un tratto di strada di via Playa da piazza Caduti del Mare sino alla rotonda del Faro Biscari. Nel catanese adesso una storia orribile, strage di gatti collocati in un'area comunale dopo lo sfratto al proprietario. Insorgono le associazioni animaliste che puntano il dito contro le istituzioni. Siamo nel comune di Mascali, sentiamo. In questa villa comunale Livatino sono stati portati i miei gatti di mia proprietà in questa villa e sono stati ammazzati. Vorrei sapere chi è stato l'autore di questa strage. Trattiene a stento le lacrime Pietro Vasta, il proprietario dei gatti, sbranati presumibilmente da alcuni cani all'interno della villa comunale di Mascali, nel catanese. Il condizionale è d'obbligo anche perché la vicenda presenta alcuni lati oscuri. Di fatto, questo gattile comunale si è rivelato una trappola mortale per una ventina di animali che erano stati ricollocati in seguito ad un'ordinanza di sfratto. Insorgono le associazioni animaliste. È una vergogna nazionale, ci sono delle gravi omissioni di atti di ufficio da parte del personale ASP che era presente, che non avrebbe dovuto consentire questo spostamento, e ovviamente delle responsabilità penali gravissime da parte del sindaco dell'amministrazione comunale. Vogliamo sapere perché sono morti questi gatti, chi è stato e se si poteva costruire un recinto in quel modo. I gatti sono morti come i topi. È sconvolto e chiede a sua volta verità anche il sindaco Messina. Siamo amareggiati come amministrazione anche perché quel giorno li abbiamo scoperti io e gli assessori. Avevamo portato da mangiare ai gatti perché volevamo sviluppare anche lì una buona colonia felina all'interno di un parco pubblico che è chiuso per 15.000 metri quadrati. Era stato sistemato questo alloggio provvisorio in modo che potevano alloggiare i gatti nella possibilità di avere un loro luogo. Dietro le sbarre, spaventato e disorientato, si aggira uno dei gattini superstiti. A Catania, al Palazzo degli Elefanti, il premio Valore Donna, promosso dal Comune. Storie di impegno, coraggio e determinazione femminile. Sentiamo Desiree Ferlito. Storia di coraggio, impegno e determinazione. Alla vigilia del giorno dedicato alle donne, nell'aula consiliare di Palazzo degli Elefanti a Catania si è svolta la 4ª edizione del premio Valore Donna, l'iniziativa che celebra figure femminili che si sono distinte nel sociale, nella cultura e nelle professioni. I nostri bambini non devono più migrare, le nostre famiglie non devono essere costrette a migrare, perché stare accanto ai propri cari, stare nella propria terra, stare nella propria casa è già un percorso di cura.
Per me oggi ricevere questo premio è un onore non solo per me, ma per tutte quelle donne che come me cercano di emergere nel nostro ambiente lavorativo dello spettacolo, e riconoscere il valore di una donna nel territorio significa riconoscere il valore di un territorio. Un riconoscimento simbolico ma carico di significato che quest'anno è stato dedicato alla memoria di Daniela Simon, da sempre impegnata nel volontariato e nelle attività sociali del territorio. Tra le premiate anche Vera Squatrito, madre di Giordana Di Stefano, giovane vittima di femminicidio, che da anni porta avanti una battaglia contro la violenza sulle donne, trasformando il dolore più grande in impegno civile. Questo premio sicuramente è per mia figlia Giordana, io sono solo una sua portavoce, è lei che ha avuto tanta forza di denunciare e oggi ho il dovere di portare la sua voce. E alla vigilia della Festa Internazionale della Donna a Palermo, il piazzale antistante, il Teatro Politeama, si è trasformato in un palcoscenico a cielo aperto. Lo vediamo in queste immagini dove la danza e l'impegno civile si sono intrecciati per lanciare un messaggio contro la violenza sulle donne. L'iniziativa, un flash mob con la partecipazione delle giovani del mondo dell'associazionismo. E adesso invece parliamo della manifestazione Mandorlo in fiore di Agrigento, che si è aperta nel segno della solidarietà. Giovani artisti messicani regalano musica e sorrisi ai piccoli pazienti dell'ospedale San Giovanni di Dio. Vediamo. Si apre nel segno della solidarietà il 23° Festival Internazionale I Bambini del Mondo, primo appuntamento che inaugura ufficialmente il 78° Mandorlo in fiore di Agrigento. Come da tradizione, i colori e l'energia del gruppo del Messico ha varcato le porte del reparto di pediatria dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, regalando sorrisi, musica e momenti di festa ai piccoli pazienti. Un incontro carico di emozione dove il folklore diventa linguaggio universale di vicinanza e speranza. I Bambini del Mondo, il Festival Internazionale del Folklore, inizia la sua attività settimanale proprio nel reparto di pediatria ed è emozionante vedere questa collaborazione, questa solidarietà, questo affetto che hanno i bambini della città del Messico che sono venute stamane con i nostri bambini reggenti. Presente anche l'organizzatore del Festival I Bambini del Mondo, che ha sottolineato il valore umano e simbolico di questo gesto di solidarietà. Sì, in questo momento così difficile, questo mix di culture, queste tradizioni che si uniscono, questo danzare insieme, cantare insieme è qualcosa davvero che tocca i nostri cuori. Intanto Agrigento si prepara ad entrare nel vivo della festa. Domani le prime sfilate dei gruppi folk attraverseranno le vie principali della città, mentre in piazza Cavour prenderà il via il Festival regionale del folklore. E noi ci fermiamo per una pausa, ritorniamo tra poco con il calcio, le ultime dal Palermo e dal Catania. Vi aspetto. Bentornati, adesso il calcio, partiamo dalla Serie B e dal Palermo che dopo la vittoria sul Mantova domani sarà atteso dalla Carrarese. Rosanero che vogliono dare una sterzata al rendimento in trasferta per inseguire ancora il sogno della promozione diretta. Ci dice tutto Marco Gullà. 2 partite per la laurea, 2 partite che diventano decisive per il cammino del Palermo. Carrarese domani, poi Monza, tutte e 2 in trasferta dove la formazione di Inzaghi ne ha un po' risentito, non avendo lo stesso rendimento casalingo. Dopo la vittoria contro il Mantova, domani i siciliani a Carrara hanno l'obbligo di centrare i 3 punti per provare a sorpassare il Frosinone terzo e mettere pressione al duo di testa Venezia e Monza. Inzaghi pensa a qualche novità di formazione per la gara contro la Carrarese. Nessuna rivoluzione all'orizzonte, solo piccoli aggiustamenti dovuti alle partite ravvicinate. Un cambio sarà obbligato, Pierozzi è squalificato insieme a Blen, in difesa solito dubbio per il ruolo di braccetto di destra, Peda è leggermente avanti nel ballottaggio con Beresischi, Bani e Ceccaroni dovrebbero essere sicuri del posto. A centrocampo sembra Giasi l'indiziato principale a prendere il posto dello squalificato Pierozzi, Segre e Ranocchia vanno verso la conferma così come
come Augello a sinistra. In avanti tutti confermati. Ledo Aron giocherà al fianco di Palumbo a supporto del solito Poyampalo. Il Palermo non può permettersi passi falsi, rallentare sarebbe sinonimo di resa, anche perché Venezia e Monza corrono forte e non si fermano. Domani fischio d'inizio alle 17:15, arbitrerà Piccinini della sezione di Forlì. In Serie C il Catania si interroga dopo la sconfitta di Benevento. Saranno i play-off a stabilire se i rossazzurri hanno veramente le carte in regola per la promozione. Intanto lunedì al Massimino arriva la Casertana. Marco Carli. Malumore, rammarico, ma anche convinzione che il gruppo, che a breve ritroverà Cicerelli fra i convocati, sia valido. Dopo la sconfitta di Benevento si interrogano i tifosi e riflette la società in vista dei play-off. Sarà lì che il Catania dovrà provare ad andare in B, avendo fallito il raggiungimento della promozione diretta. Il primo ragionamento: non sono gli sconti diretti il problema. Il Catania ha dimostrato di essere superiore alla Salernitana e di valere il Benevento. Ma quei 10 punti di distacco derivano da ciò che il Catania ha perso durante il cammino in trasferta. Guardando al solo 2026, Foggia, Sorrento, Siracusa per esempio hanno rappresentato un'emorragia di punti che da sola scava quasi per intero la differenza con la capolista. Lontano dal Massimino il Catania non riesce ad incidere, lo dicono i numeri: solo 4 vittorie, una differenza reti di -1, un trend stagionale che è rimasto invariato, un po' come quello che riguarda alcuni infortuni. Ma un trend è anche ciò che succede al Massimino, dove i rossazzurri sono quasi perfetti. Certo, e questo è un dato su cui si riflette, spesso manca il piano B, un sistema alternativo per dare più numeri all'attacco, magari le 2 punte. Le prossime gare, quelle con la Casertana in primis, devono servire a ribadire che, perso il primo posto, ci sono le soluzioni perché i pregi restino più dei difetti. I playoff saranno una lotteria, ma restano la scialuppa di salvataggio della stagione. Le seconde degli altri gironi sono Ascoli e Union Brescia, nomi utili per fare un raffronto seppur parziale. Nessuno può credere che il Catania non sia superiore, ma bisognerà già da lunedì dimostrare di esserlo. Facciamo un'altra pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. Una guardia giurata è stata aggredita all'ospedale Piemonte di Messina da un pregiudicato che, evaso dai domiciliari, è arrivato al pronto soccorso per vedere la salma di un familiare morto. Quando l'addetto alla sicurezza ha cercato di fermarlo, l'uomo lo ha colpito con un pugno al volto. Con questa notizia noi ci fermiamo, grazie per averci seguito, a tutti voi un buon sabato sera e un buon proseguimento sulla nostra rete.